L'anno scorso è stato un successo grande, gli organizzatori sono stati contentissimi, il pubblico lo stesso, e quest'anno si è voluto riproporre la stessa serata con gli stessi artisti. Auguriamo che tutti abbiano sempre la grande forma come sempre, e da parte nostra giustamente in apertura di serata è doveroso, assieme al nostro bellissimo pubblico, rivolgere un bel applauso dal cuore per tutti gli organizzatori di questa bella festa, il comitato organizzatore e giustamente anche con il supporto della Proloco e l'amministrazione comunale. Cantatore bravissimo, bravissimo, che canta con sentimento, con grande bravura, non si dedica tanto al canto a chitarra, però le capacità, e tutte le volte che canta nel canto sardo è sempre bello, lo fa con grande espressione, con grande bravura, con grande sentimento, con grande amore per il canto a chitarra. Un bel applauso per Mauro Azzeni. Il suo nome, il suo cognome è sinonimo di canto sardo, perché la sua voce ha cantato ovunque al mondo, con grande sentimento, con grande bravura, con grande personalità. Innovatore nei testi, scrive tante cose belle che lui e altri cantatori cantano, e fa sempre il meglio ovunque, in tutte le serate dove ha sempre le grandi opportunità di esibirsi. Un bel applauso, un gradito ritorno per Gianni De Nanni. Terzo grandissimo artista del nostro bel canto sardo, canta con bravura, con sentimento, con dedizione, e oltre la gara ufficiale, per la cosa importantissima, anche dedica tanto per l'insegnamento, per l'istruzione, per insegnare ai giovani il valore del canto sardo, oltre a imparare alcuni allievi che sono diventati molto bravi. Fa tutto con grande maestria, con grande bravura, anche per lui un gradito ritorno, Tino Bazzoni. Anche quest'anno un fisarmonicista straordinario, suona e accompagna i cantadores in modo perfetto, sarà perfetto anche in alcuni balli che sicuramente vi dedicherà, e anche se capita qualcosa fuori dal tradizionale sa suonare molto bene anche quello. Stasera anche in veste di tecnico dell'amplificazione, quindi facciamogli 3 applausi in uno per Davide Caddeo. Stasera 2 suonatori di chitarra. Il mio compagno di viaggio è emozionatissimo, suona molto bene, non suona in palco spesso, però lo sa fare, sa accompagnare molto bene, ha un bello strumento, fa tutto con dedizione. Poi decideremo un po' come dividerci i compiti, chi suona, canto il re, nuoresa o altre cose. Gli facciamo un bel applauso per Tonino Boi. Altra chitarra, Nino Manca. Iniziamo la nostra serata giustamente con un bel canto in re. Apre questa sera la serata Gianni De Nanni. Signore e signore, buon ascolto e buon divertimento.